Oltre 14.000 positività negli ultimi 7 giorni, il Covid-19 prosegue la soccorsa in Friuli Venezia Giulia, quasi 20.000 gli isolamenti domiciliari, 85 le positività nel sistema sanitario regionale. Il Consiglio dei Ministri domani deciderà le nuove regole per il mondo del lavoro e per la scuola, attesa per l'obbligo vaccinale. D'accordo i sindacati, ma dicono sia in vigore per tutti, non solo per i lavoratori. Il corpo di un 35enne è stato trovato in parcheggio a Trieste, probabilmente morto per una caduta dall'alto. 2 l'ipotesi, il gesto estremo o un tragico incidente mentre si allenava facendo parkour. Prosegue la guerra dei Pignarui, la Conca Tarcentina conferma tutti i roghi epifanici, oltre al Pignarù Grand saranno altri 15 quelli che verranno accesi il 6 gennaio, ma la Proloco avverte, sono chiuse al pubblico. Tra rinvii e slittamenti lo sport si trova a fare i conti con il Covid, salta una giornata della Serie B femminile, verso il rinvio anche il calcio dilettanti, 9 casi tra squadra e staff nell'Udinese, partita con la Fiorentina in dubbio. Buonasera, ben ritrovati a un nuovo appuntamento con l'informazione di Telefriuli. Raggiunge 3.806 la conta dei nuovi positivi in Friuli Venezia Giulia, un dato senza precedenti che comprende però 1.950 positività riscontrate negli ultimi 4 giorni dalle farmacie e inserite oggi a sistema. A preoccupare la crescita dei positivi nel sistema sanitario regionale. Oggi ci sono 85 nuovi casi, quasi 20.000 le persone in isolamento. 953 contagi da tampone molecolare e 2.853 casi da test rapido antigenico. Sono 3.806 casi di Covid-19 inseriti oggi a sistema, un numero che, se paragonato a quelli delle scorse settimane, straccia ogni record della pandemia in Friuli Venezia Giulia. Si tratta però di un dato non paragonabile per la modifica decisa dalla Regione di parificare i tamponi fatti dalle aziende sanitarie a quelli delle farmacie, i cui dati sono stati inseriti oggi. Dei 2.853 casi da test antigenico, infatti, 1.950 sono stati riscontrati nel periodo dal 31 dicembre al 3 gennaio e aggiunti oggi a sistema. A preoccupare in particolar modo sono i contagi tra il personale sanitario, 85 le nuove positività emerse tra le aziende sanitarie regionali, il Burro di Trieste e il CRO di Aviano. Tra i più colpiti gli infermieri, con 24 positività scoperte, quasi 20.000 le persone in isolamento in tutta la regione. Calano invece i pazienti di terapia intensiva e aree mediche, oggi rispettivamente 28 e 306. 8 le vittime, tra cui i più giovani, 2 73enni di Trieste. A preoccupare anche la pressione sugli ospedali. A livello nazionale il tasso di occupazione di posti letto Covid è salito al 19%. Nelle ultime 24 ore è cresciuto in 17 regioni. Fra le situazioni più critiche, ampiamente sopra la soglia del 15%, secondo i dati dell'Agenas, c'è quella del Friuli Venezia Giulia che è al 24%. Al 17% invece il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva nella nostra regione. Vediamo allora la situazione ospedale per ospedale, a partire da Udine, dove Isabella Gregorato ha sentito Stefano Giglio, presidente dell'Ordine Provinciale degli Infermieri. I pazienti stanno visibilmente aumentando, non siamo a livello dell'anno scorso, ma sicuramente la situazione sta diventando un po' più preoccupante. La terapia intensiva è satura con i 16 posti letto che ha a disposizione, però come al solito siamo sempre pronti dal punto di vista di competenze infermieristiche e di risorse proprio manuali per cercare di eventualmente far fronte a ogni tipo di esigenza, e qualora ci fosse la necessità, siamo come lo siamo stati nei periodi precedenti, anche in questo caso saremo pronti ad affrontare ulteriori emergenze con l'apertura di ulteriori posti letto, ma vediamo insomma giorno dopo giorno come la situazione si va a modificare. Ed ora andiamo a Trieste, dove la maggioranza dei ricoverati in terapia intensiva e di pazienti non vaccinati, senza di loro l'occupazione sarebbe ben sotto alla soglia della zona gialla.
La situazione negli ospedali di Azugi, quindi Trieste e Gorizia, è abbastanza chiara per quanto riguarda le terapie intensive. In questo momento ci sono 11 pazienti, di cui 10 vaccinati. Gli ingressi da inizio ottobre sono stati 76, con l'83% di non vaccinati, e su 26 decessi ben 20 sono di persone che hanno deciso di non fare la profilassi. Per quanto riguarda i reparti ordinari, anche qua la situazione è abbastanza chiara, come in tutto il Friuli Venezia Giulia. C'è un tasso di occupazione che è ancora sotto le soglie di guardia, e ovviamente la percentuale delle persone che non hanno effettuato la profilassi è quella più importante, quella più grande. Spostiamoci a Pordenone, anche qua terapie intensive piene, personale sanitario in ferie, richiamato in servizio. Alberto Commisso. Aumentano i contagi tra la popolazione, ma aumenta anche il numero delle persone affette da Covid-19, soprattutto tra gli operatori sanitari, medici, infermieri e OS. 16 le persone quest'oggi che sono risultate avere il tampone positive. Terapie intensive piene, ma soprattutto sono stati riconvertiti a reparti Covid alcuni reparti che effettivamente erano destinati ad altre tipologie e prestazioni sanitarie. Preoccupato a questo proposito il presidente dell'Ordine delle Professioni Infermieristiche del Friuli Venezia Giulia, Luciano Clarizia. Sentiamolo. Abbiamo tanti positivi purtroppo, meno male insomma, che sono asintomatici, quindi non è che hanno bisogno di ricoveri, questo è vero. Quello che però insomma, ci mette in difficoltà è il fatto che, essendo la maggior parte operatori sanitari, è chiaro che già in situazioni di criticità che stiamo vivendo ormai da tempo, anche senza queste persone che sono costrette in ogni caso, anche se asintomatici o con sintomi lievi, ma essendo positivi, a restare a casa, comprendete quando diventa difficile effettivamente gestire in questo momento l'assistenza ospedaliera anche territoriale. Sono stati fatti tanti richiami in servizio di quei pochi fortunati che hanno riuscito ad andare qualche giorno in ferie per recuperare, e soprattutto si stanno spostando costantemente e continuamente infermieri da servizi, reparti a quelli Covid, appunto per cercare di sopperire a questa difficile carenza. Questa è abbastanza drammatica come situazione. E ora a Gorizia, dove sono già state adottate le prime misure concrete, Timothy Dissegna. Siamo davanti all'ospedale San Giovanni di Dio di Gorizia, dove da metà novembre circa è iniziata la riconversione dei posti letto Covid all'interno della riorganizzazione di Azugi, riorganizzazione che ha riportato posti letto Covid dopo le prime fasi dell'emergenza qui nel capoluogo isontino. Il primo reparto convertito in questo senso è stata la medicina A, posta al terzo piano del nosocomio, una trentina i primi posti letto Covid riadattati, a cui possono essere ulteriormente aggiunti altrettanti per quanto riguarda la clinica medica del nosocomio. E c'è dunque grande preoccupazione negli ambienti sanitari, non solo appesantiti dai tanti contagi, ma anche da una serie di carenze e mancanze che aggravano ulteriormente la situazione. Un grido d'allarme lanciato dal sindacato delle professioni infermieristiche, che segnala anche il blocco totale del pronto soccorso di Udine. La situazione ormai è drammatica da tantissimi anni, ma soprattutto in questi ultimi 2 anni di pandemia la situazione è diventata insopportabile. Abbiamo colleghi ormai esausti, sia fisicamente sia psicologicamente, gli infermieri ormai non ce la fanno più, e posso già dire che siamo proprio un vero collasso. La situazione è drammatica, come dicevo prima, in tutti i reparti, sul territorio, nelle case di riposo, ma negli ultimi giorni ci arrivano notizie dal pronto soccorso di Udine, ma anche diversi pronto soccorsi territoriali, che la situazione veramente è drammatica. Per quanto riguarda Udine, il sistema è andato in tilt, i percorsi sono ormai non divisi come una volta, quindi entrano e escono, quei pochi infermieri che ci sono, ma insieme a infermieri, medici e OS, stanno lavorando veramente nelle condizioni
più difficile che mai, manca il personale e quel poco personale che resta sta soffrendo tantissimo. E a Udine stanno per partire altre 200 procedure di sospensione di infermieri non in regola con le disposizioni vaccinali. Provvedimenti di sospensione in arrivo per altri 200 infermieri in provincia di Udine. Abbiamo circa una sessantina di infermieri che sono stati sospesi già con la precedente norma col decreto legge 44 e adesso con la modifica col 172 stiamo andando a prorogare queste sospensioni al 15 di giugno del 2022. A questi si aggiungeranno sicuramente un altro centinaio di infermieri che in questo momento sono molto importanti per la nostra organizzazione. E noi stimiamo che una cifra quasi simile potrebbe essere almeno interessata all'interno delle case di riposo, delle residenzialità del territorio che in questo momento che sono al di fuori della gestione della SUFC, insomma, per cui anche nel privato come negli ambulatori, liberi professionisti e tutti i professionisti che in realtà lavorano per altre strutture. In Friuli Venezia Giulia su 10.500 infermieri iscritti all'ordine professionale sono oltre 600 quelli non in regola. In difficoltà anche il mondo dello sport regionale e nazionale e il CONI del Friuli Venezia Giulia si schiera con chi ha deciso di rinviare partite, allenamenti e le riprese del campionato. Prima viene la salute, dice il presidente Giorgio Brandolin. Ascoltiamo. Prima di tutto, almeno per quanto mi riguarda, ma penso anche per quanto riguarda i componenti, la giunta che ho sentito qualcuno in questi giorni. Ovviamente prima di tutto viene la sicurezza delle persone, la sicurezza della nostra comunità. Per quanto riguarda poi i ragazzi e le ragazze, prima di tutto, per quanto questo è una mia posizione personale, ma credo condivisa, prima di tutto viene la scuola e i ragazzi devono andare a scuola. E quindi queste sono le priorità che la nostra comunità si deve dare. E quindi se è necessario bloccare i campionati per un certo numero di settimane o di giorni in questo inverno incredibile e pazzesco, credo che lo faremo in particolare in quegli sport di contatto e di squadra di cui tu hai fatto appena cenno. Ci sono poi altri sport all'aperto, penso all'atletica, penso al ciclismo, che invece hanno delle difficoltà molto molto inferiori. Invece gli sport all'interno o gli sport di squadra hanno le difficoltà che tu hai appena adesso rilevato e quindi bisogna fermarci, punto. Il Covid colpisce duramente anche l'Udinese Calcio. Nel pomeriggio la società ha comunicato che sono stati riscontrati 9 casi di positività. Anche il calcio dilettanti regionali va verso il rinvio delle prime giornate del nuovo anno. La decisione verrà presa domani nel Consiglio federale, ma sembra scontato che tutti i campionati, eccellenza compresa, slittino alla prima settimana di febbraio, come già deciso per le attività giovanili. Da oggi nelle farmacie della regione le mascherine FFP2 costano 75 centesimi l'una grazie all'intesa raggiunta tra governo e associazioni di categoria. Da oggi le mascherine FFP2 sono in vendita a 75 centesimi l'una e si trovano senza difficoltà. Si ferma così la corsa ai dispositivi di protezione individuale che dal 25 dicembre sono diventati obbligatori, in particolare su mezzi di trasporto, cinema, teatri, palestre e piscine. Stamattina abbiamo deciso di aderire immediatamente al protocollo d'intesa del generale Figliuolo con Federfarma, quindi ogni mascherina FFP2 costerà 0,75 centesimi, fino a ieri invece le farmacie potevano scegliere il prezzo, era un prezzo libero, quindi si trovavano, insomma oscillavano da 80 centesimi a 1-2 euro e abbiamo deciso di aderire subito a questo protocollo. Dura fino al 31 marzo 2022 proprio per permettere a tutti di poter partecipare a tutte le attività dove ormai è obbligatorio. Sono disponibili ormai in tutte le farmacie perché fino al 31 ci sono state obiettivamente delle problematiche di reperibilità. Ad oggi possiamo dire che non ce ne sono più, sono disponibili ovunque. Scuola e mondo del lavoro sono in attesa delle nuove regole che dovrebbero essere decise domani dal Consiglio dei Ministri. Partiamo dalla scuola. Ribadito che non ci sarà nessun ritardo nella ripresa dell'anno scolastico, Regioni e Governo stanno decidendo le misure da adottare. In questo momento è in corso una riunione tra il Premier Mario Draghi, i Ministri dell'Istruzione Patrizio Bianchi e della Salute Roberto Speranza e il Commissario dell'emergenza Covid Francesco Paolo Figliuolo. Il piano delle Regioni è invece chiaro.
Da un lato differenziare le strategie in base all'età, dall'altro non pesare sulle aziende sanitarie alle prese con una quantità impressionante di positivi. Domani il Consiglio dei Ministri deciderà le regole per la ripresa dell'anno scolastico che, secondo quanto ribadito anche oggi, non subirà ritardi rispetto alla data del 10 gennaio. Il Presidente della Conferenza delle Regioni Massimiliano Federica ha convocato i colleghi, alcuni dei quali, come il Presidente della Campania Vincenzo De Luca, insistono sul ritardare il suono della campanella, stilando però un documento e sollecitando il CTS a dare una risposta. Nel dettaglio, stop al monitoraggio e basta tamponi molecolari al primo giorno, sostituiti da antigenici in farmacia e, ove possibile, in autosomministrazione. In caso di contagio, una differenza sulla base dell'età. I bambini delle scuole dell'infanzia vanno in quarantena per 7 giorni al primo contagio in classe. I bambini di età compresa tra 5 e 11 anni, quindi elementari e prime e seconde medie, vanno in quarantena al secondo contagio per 7 giorni. Tutti in classe, invece, possibilmente con la mascherina FFP2, gli studenti della terza media delle superiori, fino al terzo caso di positività nella classe. Dal terzo contagio in poi andranno in quarantena per 7 giorni anche loro. Chiesto poi di valutare la sospensione di educazione fisica e il canto. E passiamo al mondo del lavoro. I sindacati rilanciano la richiesta al governo in vista della riunione di domani, sì all'obbligo vaccinale sia per tutti, non solo per i lavoratori. A dirlo sono i 3 segretari regionali di CGIL, CISL e UIL. Ascoltiamoli. Noi dall'anno scorso, dall'inizio subito, che abbiamo detto che la soluzione per uscire fuori da questa pandemia era quella dell'obbligo vaccinale per tutti, per non creare anche differenziazioni. Ora se ne sta discutendo, stiamo leggendo anche sui giornali, ci sarà una riunione del Consiglio dei Ministri nei prossimi giorni. Credo che oggi siamo davanti a un problema che è quello dei contagi, che sta mettendo in crisi sia il sistema sanitario che la ripartenza del Paese, e che in questo momento, se vogliamo far ripartire l'economia, non danneggiare il sistema sanitario e cercare di tornare a una cosa, a uno schema di vita normale, l'obbligo vaccinale sia l'unica strada percorribile. Ormai è chiaro a tutti che si uscirà da questa pandemia scongiurando ulteriori chiusure, lockdown, salvaguardando la salute, l'economia e l'attività sociale grazie ai vaccini. Chi è all'ospedale in massima parte è non vaccinato. Siamo per l'obbligo vaccinale, ci lascia perplessi il fatto di un super Green Pass anche per i lavoratori, che sarebbe di fatto discriminatorio. Ecco, chiediamo alla politica coraggio, al governo di assumersi la responsabilità di un intervento legislativo. Il cadavere di un uomo di 35 anni è stato rinvenuto questa mattina in un parcheggio a Trieste. Sono in corso indagini per capire le cause della morte avvenuta poche ore prima del ritrovamento. Fra le ipotesi anche quella del parkour, sport estremo con acrobazie a corpo libero. Un gesto estremo o un tragico errore durante un'attività di parkour. Sono queste le ipotesi più accreditate che hanno portato alla morte un uomo di 35 anni. Il corpo senza vita è stato trovato questa mattina dagli operatori del parcheggio Saba, adiacente al centro commerciale Giulia di Trieste. Sul posto è intervenuto subito il personale 118, che non ha potuto far altro che constatarne il decesso, in quanto la morte potrebbe risalire anche alla serata di ieri, e poi la polizia con la squadra mobile e la scientifica per i rilievi del caso. I traumi sul corpo del 35enne sono compatibili con una caduta da una grossa altezza e la zona del ritrovamento non è accessibile dal piano interrato. 2 elementi a sostegno della tesi che sia caduto dal piano più alto, il sesto, dell'edificio. Al momento la pista più accreditata è quella di un gesto estremo, anche se, come sempre in questi casi, sono in corso verifiche per capire se il 35enne fosse solo prima di cadere o se sul posto fossero presenti altre persone. Al momento del ritrovamento non aveva addosso i documenti. In zona sono presenti numerose telecamere che dovrebbero aiutare gli inquirenti a capire se magari si stesse allenando per il parkour. Brutta avventura per una goriziana. La scorsa notte in Sardegna la donna, 55 anni, residente a Gorizia, è uscita per un'escursione su un sentiero CAI sui monti dei 7 Fratelli quando ha perso l'orientamento a causa del buio. La donna è riuscita a dare l'allarme ai carabinieri con il suo telefonino, ma è caduta la linea e poi è rimasta isolata. La zona è stata anche sorvolata da un drone con una camera infrarossi. Durante la notte le comunicazioni fra la dispersa e i carabinieri sono riprese. La donna è stata così raggiunta dalle squadre del soccorso alpino e dopo una verifica delle sue condizioni di salute è stata accompagnata a Quartu. Hanno segnato da un aumento degli incidenti stradali in Friuli Venezia Giulia, ma calano gli schianti con esito mortale e cala il numero delle persone decedute, il bilancio della Polstrada nei 12 mesi del 2021.
Il 2021 ha registrato un aumento del numero degli incidenti stradali nella nostra regione, più 10%, 1109 incidenti contro i 1008 del 2020, ma gli schianti mortali 9 e le vittime 10 sono diminuiti rispettivamente del 18 e del 9%. I numeri sono stati rilevati dalla Polizia Stradale del Friuli Venezia Giulia. 36.600 le infrazioni al codice della strada da quasi 80.000 controlli eseguiti dal 1 gennaio al 31 dicembre scorsi. Oltre 11.400 le pattuglie messe in campo, 6.632 gli eccessi di velocità, ritirate 628 patenti di guida e 769 carte di circolazione, quasi 70.000 i punti decurtati, 167 le persone sanzionate per guida in stato di ebbrezza alcolica e 31 per guida sotto l'effetto di droghe. Grazie alla polizia giudiziaria sono state assicurate alla giustizia 318 persone. Perde il controllo della sua Golf che si schianta contro un muretto, l'auto è praticamente distrutta ma lui se l'è cavata con qualche ferita. È successo la scorsa notte a Gemona del Friuli in via Armentaressa, protagonista un giovane di 21 anni della zona, era solo in macchina ed è stato portato in ospedale a Udine. Il Presidente della Camera, Roberto Fico, ha convocato per il 24 gennaio la prima votazione del Presidente della Repubblica e Piero Mauro Zanin, il Presidente del Consiglio regionale, traccia un identikit, figura in grado di unire il Paese. La data da cerchiare in rosso è quella del 24 gennaio alle 15, quando il Parlamento sarà convocato in seduta comune per la prima votazione del nuovo Presidente della Repubblica che subentrerà Sergio Mattarella. Il Consiglio regionale sarà convocato la settimana prossima, i giorni li decideranno i 7 capigruppo, con il compito di indicare i rappresentanti del Friuli Venezia Giulia. Si sceglieranno 3 nomi, ogni consigliere dovrà indicarne 2 e la strada sembra tracciata con Massimiliano Fedriga, Piero Mauro Zanin e per le opposizioni Sergio Bolzonello. Da tradizione, spiega il Presidente Piero Mauro Zanin, si scelgono il Presidente della Giunta e del Consiglio e poi l'esponente più rappresentativo del gruppo più numeroso della minoranza. Diciamo che se i rumors dovessero essere confermati dal voto, ci sarebbe un equilibrio sia territoriale, con Udine, Pordenone e Trieste, sia politico. Ancora presto invece per il nome del nuovo Presidente. Il candidato più forte, spiega Zanin, è ovviamente Mario Draghi, ma stanno arrivando appelli affinché prosegua la guida del governo. Diciamo che siamo in alto mare. Non faccio nomi, ma è importante che, in questo momento di divisione del Paese, sia una figura di unità in grado di rappresentare i principi di libertà, giustizia e uguaglianza alla base della Costituzione, come indicato dallo stesso Mattarella. A poche ore dall'accensione del Pignarol Grandi Coia, l'unico autorizzato dalla prefettura di Udine, la Proloco di Tarcento fa sapere che saranno incendiate anche le altre pire delle valli del Torre, oltre 15 senza pubblico e con Green Pass. Tutti i pignarui della conca di Tarcento saranno dati alle fiamme nella notte dell'Epifania, non quindi unicamente il Pignarol Grant di Coia. Le accensioni avverranno in sicurezza. Senza pubblico e nella massima sicurezza muniti di Green Pass. Sono state fatte delle riunioni con i pignarulari che si sono dichiarati tutti disponibili ad osservare le disposizioni prefettizie e quindi noi siamo sicuri che verranno rispettate. Noi avevamo il totale di 12 pignarui, però abbiamo 3 pignarui non solo del nostro comune ma di Lusevera, di Magnano e di Montenars. Per me è una tradizione che viene avanti dal Medioevo, in quanto noi abbiamo trovato nelle indagini effettuate attorno al castello, abbiamo trovato dei residui di materiale bruciato, quindi una pira enorme nel databile 1340. La Protezione Civile ha diramato un'allerta meteo sulla nostra regione con l'arrivo di correnti fredde nord-orientali. Nello specifico c'è allerta gialla per neve abbondante sul Tarvisiano e sulle Alpi Giulie, vento forte in pianura con scirocco sulla costa, vento forte e neve nella provincia di Trieste. Sono sempre più i friulani bisognosi che si rivolgono alla mensa della Caritas diocesana di Udine. I volontari hanno lavorato anche durante i giorni di festa con 2 modalità, una per i vaccinati e una per i non vaccinati.
Sono sempre un centinaio al giorno i bisognosi che si rivolgono alla mensa della Caritas diocesana di Udine. Ancora in aumento i cittadini italiani che rappresentano circa il 40% degli utenti. In questo periodo abbiamo diviso un po' il servizio in due parti, c'è qualcuno che può venire a mangiare dentro, giustamente con le regole, con il Green Pass, e per le persone per diversi motivi che non possono mangiare dentro abbiamo avviato il servizio di pasto per asporto, quindi la persona viene e si prende la busta con il pasto per asporto. Siamo metà-metà. Quindi metà persone che sono vaccinati e metà che prendono per asporto. Per asporto prendono non solo le persone non vaccinate, ma ci sono persone che per diversi motivi di salute, per evitare un po' i contagi o per la loro protezione decidono di prendere per asporto. Si innamora di Cloud e dopo 6 anni un diacono fiammingo torna in Valcellina per ringraziare i suoi cittadini. A Cloud ha trovato accoglienza ed ospitalità. A Cloud, nell'Alta Valcellina, un diacono fiammingo, Harold de Busquer, è tornato dopo 6 anni da quella volta in cui, partito a piedi da Bruges verso Gerusalemme, tra tante difficoltà e senza una lira in tasca, qui ha trovato una comunità che per qualche giorno è diventata la sua seconda famiglia. Lui voleva vivere, ha fatto questo viaggio per vivere l'esperienza della provvidenza. Voleva vivere con quello che la gente gli poteva offrire. Difficile dimenticarsi dell'affetto di quella gente, così dal Belgio è partito per trascorrere qualche giorno a Cloud e rincontrare e ringraziare chi 6 anni fa lo ha aiutato. 6.000 chilometri compiuti in 3 mesi, 3 settimane e 3 giorni, un'impresa che Harold non dimenticherà mai, così come i clautani non scorderanno quell'uomo dal volto simpatico e buono che, zaino in spalla, li ha incantati con le note di un violino. Il 2022 porterà alcune novità importanti per Barcis, soluzioni che metteranno in sicurezza il suo lago e l'intero abitato. Buone novità per Barcis e i suoi cittadini. Il 2022 dovrebbe portare all'applicazione di misure che, se attuate con una certa sistematicità, andrebbero a mettere in sicurezza l'invaso e quindi l'intero abitato. Siamo in attesa della presentazione dello studio realizzato dall'ingegnere Aprili che riguarda appunto l'asporto sistematico dei sedimenti che vengono trasportati nel lago da Sellina, dai 200 ai 250 mila cubi all'anno. Ormai il lago contiene 11 milioni di cubi di ghiaia che chiaramente in un momento come questo di carenza idrica, soprattutto durante il periodo estivo per le irrigazioni, è indispensabile recuperare, è indispensabile anche mettere in sicurezza il paese. E per il momento, grazie alla Regione e all'intervento, ci siamo riusciti, sono state realizzate delle opere funzionali appunto anche allo sghiaiamento, stiamo parlando del ponte e del terrapieno. Per cui penso che siamo sulla strada buona, questa regione ce la sta mettendo tutta per assolvere un impegno che si era preso dall'inizio. E tra rinvii e slittamenti lo sport si trova, come abbiamo detto anche nel corso del telegiornale, a fare i conti con il Covid. Salterà una giornata della Serie B femminile, verso il rinvio anche le partite del calcio dilettanti e 9 sono i casi tra squadra e staff nell'Udinese Calcio e sembra essere in dubbio la partita di giovedì con la Fiorentina. Se ne parlerà tra poco a Sport FVG. Grazie per l'attenzione e buona serata con i programmi di Telefriuli.